Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta. Oggi domenica, tante le notizie da dare. La prima è che a Venezia c'è un'importante presentazione che è quella della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Ci sarà questa cerimonia, questa presentazione alla sede della prefettura. Ci saranno anche il ministro per l'economia e delle finanze Daniele Franco, ci sarà il ministro Brunetta per la pubblica amministrazione, poi ci sarà ovviamente il presidente della regione Luca Zaia ed il sindaco di Venezia Brugnaro, oltre ovviamente a altri ospiti. Noi ci collegheremo proprio con Venezia, con il nostro Filippo Fois fra qualche minuto, ma vi presento subito invece l'ospite che ho in studio qua con me. Parleremo di questo argomento, ma parleremo anche di Treviso, è l'assessore all'ambiente e al recovery plan Alessandro Manera. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Dunque, partiamo subito con Treviso, visto che parliamo di sostenibilità, che è una delle finaliste per un importante premio. Sì, noi siamo arrivati tra le prime 5 città europee, la Commissione europea ce l'ha comunicato questa settimana, abbiamo fatto una festa enorme, tra le prime 5 città europee sotto i 100.000 abitanti per il premio sostenibilità della Commissione europea, quindi abbiamo raggiunto un risultato eccezionale. Peraltro siamo la prima città italiana a ottenere questo risultato e questo ci rende ancora più orgogliosi e rende orgogliosi i trevigiani, ma anche tutta la regione, secondo me. Ecco, oggi però lo ricordiamo, c'è stato un importante evento a Treviso e ne daremo poi notizia durante il nostro telegiornale di questa sera alle 19:30, che è la Corri in Rosa. Sono anche in rosa, quindi... Sì, un evento bellissimo, veramente ne parlavamo prima e sono contento che ci siamo messi in rosa oggi, perché è un evento che fa pensare molto, vedere anche, ed ha anche un senso di normalità, onestamente, rivedere tutte queste donne, ragazze, differenza di età, ripartire, correre con la gioia, con la voglia, anche pur ricordando una cosa che poi è una cosa sempre molto dolorosa, specialmente per le donne in questo caso, ma c'è stata un'atmosfera incredibile, sono partite scaglionate, sono partite con la sicurezza Covid, quindi bravissime, più brave degli uomini secondo me da questo punto di vista, ma è stato un momento veramente bello. Fra l'altro, insomma, lo ricordiamo, tante sono le iniziative proprio a favore delle donne, la prevenzione lo ricordiamo sempre perché è importante, ma questa manifestazione che ogni anno sì. c'è, insomma, a Treviso dà veramente un volto e un clima pazzesco in città. Vediamo proprio i volti di queste donne che sono veramente spettacolari. Certo. Ieri sera peraltro c'è stata un'anticipazione con una sfilata di donne che hanno subito la malattia, certo. Ne sono uscite, quindi una sfilata bellissima in piazzale Burchiellati, fortemente voluta dal sindaco, tutta l'amministrazione, e devo ringraziare onestamente l'assessore Gloria Tessarolo che con la sua sensibilità ha portato a Treviso un evento che secondo noi dovrà ripetersi sempre. Ma ripeto, vedere queste donne, i loro occhi, la loro dolcezza, e ieri sera anche donne che hanno sofferto, indubbiamente hanno molto sofferto, e che da queste attività prendono un forte coraggio per dimostrare anche che non è una cosa per cui ci si deve vergognare, anzi bisogna dimostrare che la salute è un bene prezioso, la prevenzione è un bene prezioso, il fatto di poter fare degli esami al giorno d'oggi che ti consentono, certo, anche di fare prevenzione è una cosa importante, però anche il coraggio di superare la malattia e ritornare a una vita normale. Chiaro, per noi maschietti è anche facile dirlo perché, certo, è sempre facile dirlo da esterni, però ripeto è stata una forza, un'energia anche ieri sera e anche stamattina veramente importante. Ecco, prima di passare alla linea Venezia, io vorrei ricordare che mancano davvero pochissime ore per due importanti eventi in realtà, che insomma che ci vedono in finalissima, che è insomma la finale, sì, con Berrettini, e la finalissima insomma dell'Italia contro l'Inghilterra nei campionati europei. Sì, diciamo, siamo partiti io e il sindaco con una battuta, speriamo, abbiamo detto a casa, staccate i telefoni perché non vorremmo mai come Fantozzi che esce dalla famosa rivincita a Wembley peraltro con l'Inghilterra, quindi io e il sindaco abbiamo scherzato di questo. Noi facciamo un appello a tutti, pur essendo anche noi grandi tifosi, di ricordarci dall'anno e mezzo da cui siamo arrivati, quindi certo gioire nella maniera concreta, ma farlo nelle limitazioni e nelle osservanze e nel rispetto alle regole Covid. È chiaro che a tutti verrebbe voglia, specialmente poi dopo quest'anno eventualmente dovesse mai succedere, ma non succederà, così siamo anche scaramantici, di abbracciarci, festeggiare, però le scene che sono viste rispetto all'ultima partita non vanno bene, perché poi il cuore deve andare anche a tutte le persone che hanno sofferto in quest'anno
esattamente spesso per dei comportamenti che non erano consoni. Per la sfortuna della malattia, certo, ma anche per dei comportamenti spesso non consoni. Quindi qualsiasi cosa dovete succedere, facciamolo con grande rispetto alle norme. Ecco, ricordiamo poi che il virus non è sparito, lo ricordiamo, però ci colleghiamo, penso che dovrebbe esserci già in collegamento per noi il nostro Filippo Fois da Venezia. Ecco, lo vedo. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo in compagnia. Allora, innanzitutto ci troviamo nella sala del Consiglio della Città Metropolitana di Venezia per un'iniziativa molto importante che vedrà la presenza di ben 2 ministri della Repubblica Italiana, del Presidente della Regione Luca Zaia, del Sindaco della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia Luigi Brugnaro, per l'atto costitutivo di una fondazione Venezia Città Sostenibile Internazionale. Di questo naturalmente daremo, e l'annuncio sarà fatto ufficialmente tra pochi istanti. Noi nel frattempo siamo con Michele Zuin, assessore al bilancio del Comune di Venezia, al quale chiediamo, se mi permetti il gioco di parole, un bilancio sul G20. Venezia ha ospitato un'iniziativa importantissima nel corso della quale sono state prese delle decisioni per certi versi storiche. Infatti questa è la cosa importante, cioè Venezia è stata al centro del mondo, in questo caso per decisioni importantissime come quella sui giganti, della tassazione dei giganti del web, e questo è importante perché Venezia verrà ricordata da queste cose qua. Ora è un modo diverso di vedere questa città, non solo di turismo sulla città, ma anche di città che è in grado di ospitare un incontro dei grandi così importante e che resterà nella storia. Ecco, ci sono stati diversi e ci saranno diversi incontri del G20 durante quest'anno in Italia, pochi però importanti come quello che c'è stato oggi, a parte probabilmente quello di Roma, anzi senz'altro quello di Roma dove ci saranno i capi di Stato. Sicuramente, però questo era uno dei più importanti, c'era il doppio delle delegazioni, abbiamo offerto un servizio splendido a tutti quanti, tutti sono molto contenti soprattutto del contesto che è stato quello dell'Arsenale, cioè di archeologia diciamo di qualche tempo fa, in cui è stata diciamo costruita all'interno tutte le sale sale riunioni, i ristoranti e quant'altro. Abbiamo dimostrato che questa città può offrire questi spazi così belli e così esclusivi a tutto quanto il mondo. C'è stata qualche polemica per la zona rossa o comunque per qualche disagio che c'è stato con le linee dei vaporetti, oppure ancora per la manifestazione dell'altro giorno che poi ha avuto anche un epilogo lievemente violento? Chiaramente inevitabile un po' di disagio, ma il ritorno in indotto in questo caso non è un indotto semplicemente turistico, ma è un indotto che a Venezia si possono fare anche queste cose, cioè questa è una capitale, oltre che della sostenibilità, come vedremo dopo, anche capitale di grandi incontri tra i grandi del mondo. Sì, a proposito di indotto, naturalmente il prestigio che ha avuto Venezia in questi giorni, in cui è stata al centro delle cronache mondiali, e il successo del G20 per quello che riguarda la tassazione delle multinazionali va di pari passo però anche dobbiamo fare anche i conti con un indotto proprio monetario che è entrato nell'economia cittadina. Sicuramente, perché comunque ci sono una serie di categorie, magari non tutte, ma poi indirettamente magari si è allargato, per cui ristoratori, alberghi, tassisti, comunque una parte, e comunque coloro che forniscono materie prime a queste realtà, che hanno sicuramente avuto un beneficio da questo G20, per cui è chiaro che magari il lavoratore dipendente della società X che non ha niente a che fare con questa cosa non ha avuto un ritorno, ma la città l'ha avuto, ripeto, sia in termini appunto di queste cose, cioè di indotto diretto, sia in termini di una visibilità importantissima nel mondo. Questo ci porta al secondo argomento che terrà banco nei prossimi giorni, perché il Comune è chiamato a una nuova manovra economica molto difficile, chiaramente come quelle che per tutti i comuni in questi anni si stanno facendo. No, in realtà è una manovra economica espansiva, nel senso che rispetto al bilancio di previsione che abbiamo approvato a fine 2020 per il 21 applichiamo tutta una serie di contributi per la ripartenza della città, non solo alle categorie economiche ma anche a categorie sociali, per cui società sportive, associazioni sportive, associazioni sociali, sgravandoli da canoni, sgravandoli dai costi delle utenze, per cui
diamo 7 milioni e mezzo di contributo alla Tari per le categorie economiche, per cui è una manovra espansiva. Riusciamo a farla grazie a 31 milioni di avanzo sul rendiconto 2020, sul consuntivo 2020, e quindi un aiuto alla città proprio a questa ripartenza. Che Venezia si immagina lei tra qualche anno, anche sulla base del successo dell'organizzazione del G20? Una città dove il turismo è importante, ma è anche importante che diventi appunto una capitale delle decisioni mondiali. Venezia ha le caratteristiche dal punto di vista della sua attrattiva, chiaramente come città conosciuta in tutto il mondo, ma che sta dimostrando che qui si possono fare anche queste cose. Faccio anche un'ultima domanda, perché credo che stiano per arrivare sia il Presidente della Regione che i Ministri. Sullo spazio dell'Arsenale, sono credo 48 ettari, circa un quinto della superficie totale della città di Venezia, che una parte dipende dal comune direttamente, l'altra è demanio. Che piani avete per quest'area? Quello che stiamo facendo adesso, cioè dimostrando che questa area può fare non solo eventi diciamo di tipo ludico eccetera, ma un salone nautico, un G20. Questo dimostra che l'Arsenale, come attrezzato e come possiamo attrezzarlo in futuro, diventa un'area strategica per la città e per il rilancio di tutta la città. Grazie a Michele Zuin e naturalmente in bocca al lupo per tutti i suoi impegni. Grazie. Adesso, grazie di nuovo. Andiamo a vedere anche cosa sta succedendo, perché abbiamo visto un certo movimento nel corridoio qui di fronte a noi. Probabilmente sono in arrivo sia il Presidente della Regione Luca Zaia che il Ministro Franco, il Ministro Brunetta, poi c'è anche il Sindaco della città metropolitana Luigi Brugnaro. Non so se noi possiamo muoverci, perché siamo in una posizione, chiaramente in una postazione fissa. Vieni. Aspettate, forse riusciamo a farvi vedere che cosa sta succedendo all'esterno. No, ancora, allora diciamo che al momento ancora non sta arrivando nessuno, però alcune persone si sono spostate proprio in previsione dell'arrivo delle autorità. Stavamo parlando prima con l'assessore Zuin dell'importanza che ha rivestito il G20 per Venezia, e quindi sia il lustro internazionale che ha dato alla città, che rafforzato tra l'altro dalle decisioni molto importanti che sono state assunte nel corso di questo summit internazionale dell'economia. Ebbene, l'iniziativa che viene presentata oggi si inquadra nell'ambito del G20. Venezia si candida ad essere una capitale mondiale della sostenibilità. È un annuncio che viene fatto ufficialmente adesso, è la prima volta che verrà illustrata nel dettaglio questa iniziativa, che è un'iniziativa a più livelli, perché coinvolge sia il Comune di Venezia naturalmente che la Regione Veneto, che sarà rappresentata dal Presidente della Regione Luca Zaia, che il governo italiano, che è presente oggi con ben due ministri, il ministro dell'economia Franco, fresco reduce del G20, e il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, che tra l'altro è anche veneziano, per cui certi problemi che un progetto importante come questo intende risolvere li conosce molto bene, per cui i temi che saranno messi sul piatto di questa iniziativa sono parecchi e si rivolgono a tanti problemi che ci sono a Venezia, perché si parlerà per esempio anche del problema dello spopolamento, quindi del fatto che la cosiddetta città storica, quella che viene definita città storica nell'ambito di un comune che è molto più grande perché ha un'area nell'entroterra molto ampia, sta subendo da almeno una cinquantina d'anni un processo di esodo che ha portato la popolazione a circa 50.000 residenti sui 150.000 circa che erano nel 1970. Ebbene, spesso si è parlato di politiche abitative, di incentivi per innanzitutto bloccare l'esodo e poi magari anche riuscire a riportare qualcuno
che torni a vivere a Venezia. Questo sarà uno dei temi, ed è un tema basilare per una città che vuole rimanere viva, che saranno affrontati e che si tenterà di risolvere anche con questa fondazione. Nel frattempo diamo nuovamente un'occhiata alle nostre spalle, perché credo che oramai ci siamo, vediamo che si stanno avvicinando, abbiamo rivisto passare l'assessore Zuin. Sono arrivati? Stanno arrivando, per cui rimaniamo pure sul corridoio. Eccoci. Allora, poco fa assieme all'assessore Zuin abbiamo visto anche Pierpaolo Baretta, consigliere comunale a Venezia per il Partito Democratico e anche ex sottosegretario all'economia. Nel frattempo, tra coloro che stanno prendendo posto e che parleranno tra poco, abbiamo riconosciuto diverse personalità come Tiziana Lipiello, che è la rettrice dell'Università di Ca' Foscari, oppure ancora Philippe Donnet, che è il CEO di Generali. È presente anche il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, mentre i posti centrali sono quelli che sono stati riservati al presidente della regione, ai ministri Franco e Brunetta, che vediamo arrivare proprio in questo momento. Ecco qui, questo è Renato Brunetta, ministro della funzione pubblica. Buongiorno. Che è il primo dei due ministri che sta per prendere posto. Vedete che saluta l'assessore Michele Zuin e il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Dunque, quello che tra poco vedremo è, alla presenza poi anche del Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, l'atto propedeutico di costituzione della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Nel corso della presentazione, che avrà luogo tra pochissimo, avverrà anche la firma qui nel Palazzo della Prefettura Ca' Corner, sede anche della Città Metropolitana di Venezia, dell'atto propedeutico alla Costituzione. Come detto, i rappresentanti delle istituzioni pubbliche fondatrici di questo importante progetto per il rilancio di Venezia, si tratta di, viene definito come un laboratorio globale di riqualificazione urbana e ambientale, sono innanzitutto lo Stato italiano, che è qui rappresentato dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, e attenzione perché ci sono altri movimenti, ci dicono, ed ecco che arrivano anche il Presidente della Regione Luca Zaia e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Quindi il rappresentante della Regione e della Città Metropolitana di Venezia, che sono i due maggiori enti locali che firmeranno tra poco l'atto costitutivo per avviare questo progetto su Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Vi ricordo che siamo in diretta da Venezia, ci troviamo nella sala del Consiglio della Città Metropolitana di Venezia, a Ca' Corner, che è il palazzo che ospita anche la Prefettura di Venezia.
e tra poco avverrà la firma dell'atto costitutivo di questo progetto, Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Un progetto che viene presentato anche dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, che arriverà tra poco nell'ambito della conferenza clima al G20 di economia, che è ancora in svolgimento per un giorno, l'ultimo è oggi, qui a Venezia, nell'area dell'Arsenale. C'è ancora un momento per le foto di rito, come si dice in questo caso, prima dell'inizio della conferenza stampa. Vedete il sindaco di Venezia, Brugnaro, e il presidente della regione, Luca Zaia. Accanto a loro Renato Brunetta, ministro della funzione pubblica, e tutti gli altri soggetti, che sono veramente tantissimi, che partecipano all'avvio di questo progetto per Venezia. Vogliamo prendere posto così possiamo iniziare? Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione della Fondazione per Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Vorrei iniziare questo nostro incontro citando le parole di questa mattina della segretaria al Tesoro americana Janet Yellen, che parlando dell'urgenza climatica ha sottolineato che guardando la bellezza e la magnificenza di Venezia ancor di più si capisce come sia importante e urgente agire per creare un ambiente ed una realtà anche a livello economico più sostenibile, e sicuramente questa è una delle ragioni anche che spinge alla creazione della Fondazione e all'idea di portare avanti il progetto di Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Abbiamo molte illustri personalità in questa giornata che ci spiegheranno l'importanza di questo progetto, però io passerei subito la parola, sarò un po' severa con i tempi, perdonatemi, ma abbiamo una cerimoniale molto attento, anche perché poi aspettiamo l'arrivo del Ministro dell'Economia Daniele Franco, che si staccherà dai lavori del G20 proprio per partecipare a questa manifestazione. Comunque passiamo appunto la parola per spiegare quelli che sono i contenuti di questo progetto a Nicola Pianon, che è il Managing Director e Senior Partner del Boston Consulting Group. Che Grazie. Buongiorno a tutti, vorrei dire che sono anzitutto molto fiero, molto orgoglioso di presentare a nome di Boston Consulting Group e anche come mio sostegno personale come veneziano questo grande progetto che abbiamo contribuito a ideare, a strutturare per rilanciare e dare un futuro sostenibile a Venezia a livello economico, sociale e ambientale, dove l'obiettivo più alto è quello di fare di Venezia un esempio di città sostenibile per il mondo intero. Perché Venezia pensiamo possa diventare un esempio, un riferimento come città sostenibile? È una città unica, iconica, sia come bellezza ma anche come grande fragilità, del suo essere. In seconda istanza è una piattaforma di ricerca già esistente molto forte, ha più di 30.000 studenti, ricercatori di tutto il mondo che operano nella città, grandi istituzioni accademiche che possono supportare lo studio e lo sviluppo del sapere sulla sostenibilità. È un laboratorio vivente, è una città in cui si possono testare idee e soluzioni a vantaggio della sostenibilità per il mondo intero, e ultimo ma non ultimo è una città che ha una visibilità, una copertura mediatica a livello mondiale straordinaria, che quindi può permettere di portare le idee che vengono testate facilmente a livello di tutto il mondo. La città sta vivendo delle sfide molto importanti che questo progetto vuole contribuire a superare. Sono sfide sociali, la città storica in particolare vive un progressivo spopolamento, ha perso più o meno metà della popolazione in 40 anni, ha un deterioramento a livello ambientale dato dall'intensità e la frequenza delle maree, come sappiamo, gli impatti del cambiamento climatico, e anche un declino economico importante, in particolare nel tessuto artigiano della città storica e nel tessuto produttivo della terraferma, soprattutto nel polo di Marghera. Non vincere queste sfide significherebbe destinare Venezia a un declino progressivo.
Le linee di intervento di questo progetto quali sono? Sono sei parole chiave. La prima, la più importante, è sostenibilità, dietro la quale ci sono diverse linee di intervento programmate. La prima è una transizione energetica spinta di tutti i veicoli natanti che circolano nel comune, nella laguna di Venezia. Il secondo è un grande sforzo di decarbonizzazione anche del riscaldamento e di circolarità. Già sui rifiuti la città lavora bene, ma può fare ancora meglio, per esempio sull'economia circolare. Stanno in un polo di innovazione che si chiama Venisia, che è già stato attivato anche con l'aiuto di grandi aziende come Eni, Enel e Snam in città insieme a Ca' Foscari. Sta nel portare la città ad essere centro accademico fondamentale di ricerca sulla sostenibilità e anche a creare degli eventi, un evento mondiale annuale o biennale che sia dedicato a questi temi. Ultimo ma non ultimo, continuare a mantenere l'ecosistema lagunare, che è molto fragile, attraverso il Mose, i canali, la rete fognaria e quant'altro. La seconda parola chiave è education. Serve a rilanciare la città come città campus ancora più forte, con più studenti internazionali, più profilo e attrattività verso il mondo intero, per aumentare il destino e il ruolo di città campus. La terza parola chiave è turismo sostenibile, un turismo che abbia dei flussi più controllati grazie al digitale. Su questo il Comune sta già lavorando, si può progredire in questo e portare a fattor comune queste soluzioni e portare il turismo a un livello di maggiore sostenibilità rispetto ai 34 milioni di presenze nel 2019. La quarta parola chiave è inclusione sociale. Il progetto si dà l'obiettivo di fare interventi di finanza innovativa sulle categorie più fragili come gli artigiani o altre categorie fragili della città. La quinta parola è legalità, quindi intervenire sul tessuto commerciale che è un po' deteriorato dal punto di vista della presenza anche di attività illegali, delle contraffazioni, di quant'altro nella città. E l'ultima fondamentale è residenzialità. Serve un piano casa importante per lavoratori, studenti e persone che vogliono vivere in città, che possano farlo ad un costo agevolato e sostenibile. Che benefici ci aspettiamo? Ovviamente benefici ambientali, quindi una riduzione massiva delle emissioni in tutto il comune dell'inquinamento, una riduzione anche in terraferma grazie ovviamente al progetto idrogeno e anche le sue ricadute su tutto il territorio, diciamo, del Veneto che verrà interessato. Benefici sociali con posti di lavoro che verranno creati, almeno 15.000 posti di lavoro. Benefici sociali nuovi residenti che vogliamo portare nella città storica, 10-12.000 nuovi residenti che possono essere impiantati nella città e affermare il declino della popolazione. E infine, ma non ultimo, benefici economici con una crescita per PIL che può andare dai 5 ai 10 miliardi in funzione del numero di interventi che saremo capaci di finanziare, e benefici economici anche intellettuali per la comunità e per tutto il Paese, dalla creazione di competenze innovative e differenzianti sulla transizione energetica e su tutta la filiera dell'idrogeno. Ci piace sottolineare che questo progetto è molto coerente con le linee del PNRR, che parla di sostenibilità, di education, di digitale e di inclusione sociale come vettori chiave. Da ultimo, l'organizzazione del progetto sta procedendo, abbiamo cantierato insieme a Regione e insieme ai promotori, ciascun verticale, ciascuna tematica, siamo pronti a portare avanti l'implementazione di questo progetto. Vogliamo quindi fare di Venezia un esempio per il mondo, per le future generazioni di una capitale mondiale della sostenibilità, dove si creino posti di lavoro e nuovi residenti nella città storica, con una comunità inclusiva, sicura, resiliente e sostenibile. Il progetto è stato definito nelle sue linee di intervento, ora è il momento dell'implementazione. Grazie. Grazie. Ovviamente per l'implementazione c'è bisogno dell'iniziativa dal punto di vista governativo, del Comune e anche della Regione, ma poi anche l'importanza della presenza delle imprese in iniziative come queste. Il dottor Pianon nel suo intervento ad esempio parlava di uno dei pilastri legandolo alla residenzialità, e allora vorrei passare anche per questo la parola a Philippe Donnet, che è Group CEO di Assicurazioni Generali, che qui a Venezia fra l'altro ha anche una presenza importante dal punto di vista immobiliare. Grazie, buongiorno a tutti. Sono particolarmente felice di essere con voi oggi in questa bellissima occasione. Sono particolarmente felice e orgoglioso sia come cittadino di Venezia che come amministratore delegato del Gruppo Generali. Come lo sapete, il Gruppo Generali ha il privilegio
l'onore ma anche l'onere di condividere con la città di Venezia questo simbolo del leone alato di San Marco, e noi vogliamo essere all'altezza di questa cosa. Quindi recentemente negli ultimi anni abbiamo preso due iniziative di sostenibilità a favore giustamente dell'area marciana. La prima è stata il restauro dei giardini reali, perché abbiamo voluto riportare una vita vegetale, un'area verde tra la piazza San Marco, che è molto minerale, e la laguna di Venezia. Come lo sapete, come tutti i cittadini di Venezia lo sanno, questo restauro è stato un grande successo e oggi i giardini sono una bella area per rilassare. Dunque avete sentito la presentazione di questo importante progetto, la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. È stato detto adesso Venezia come esempio di città sostenibile per il mondo intero. Poi ci saranno, li seguiremo man mano, gli interventi anche dei due ministri, l'intervento del presidente Zaia. Ma io vorrei chiedere adesso, questo importante progetto, questa fondazione, che risvolti può avere come Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che risvolti può avere per Treviso? Sì, allora è chiaro che bisogna partire da un presupposto, il territorio, e qui andiamo magari sul tecnicismo, magari non vorrei annoiare i telespettatori, però bisogna entrare un po' sul tecnicismo. Allora, Venezia ha una struttura cittadina molto diversa. Certo. Perché? Perché ha gran parte in terraferma, però la parte storica nelle isole. Quindi credo che sia molto difficile per l'assessore all'ambiente del Comune di Venezia mettere a bilancio le due cose, e sono cose molto diverse, perché soprattutto in terraferma c'è la parte industriale. Poi c'è un altro problema: Venezia ha un problema che sicuramente la fortuna peraltro di Venezia ha un forte impatto turistico, quindi non di residenti ma di persone che vengono da fuori, e che quindi anche nel piano rifiuti è difficile portare un così alto numero di rifiuti e portarli all'interno dell'economia circolare, a differenza magari di un capoluogo di provincia come Treviso, che ha soprattutto nella residenza il suo punto forte. Quindi però avere che il capoluogo di regione della nostra regione, che secondo me è la più bella d'Europa, possa ambire a questo risultato è sicuramente molto importante. Però ripeto, è molto difficile per la conformazione stessa di Venezia. Ecco, e quando parliamo di sostenibilità e parliamo invece di Treviso? Beh, Treviso, appunto, come dicevamo prima, è già stata premiata da questo punto di vista. Noi siamo sotto i 100.000 abitanti e quindi abbiamo avuto un premio sotto i 100.000 abitanti, perché il nostro territorio è un po' più omogeneo. Ma sostenibilità cosa vuol dire? Usiamo sempre questa parola che poi viene dall'inglese, forse declinata in italiano non è poi così corretto. La sostenibilità è l'azione dell'uomo. Qualsiasi azione dell'uomo deve essere fatta tenendo conto dell'impatto che ha nella natura. Questo è un tema molto diverso da un ambientalismo, diciamo, degli anni 90, in cui si voleva in qualche modo rallentare il progresso, le costruzioni, l'attività dell'uomo a favore della natura. Qui si vuol dire no, facciamo tutto quello che facciamo, lo facciamo tenendo conto dell'impatto che ha nella natura. Un piccolo esempio è il famoso plastic free. Vero è plastic free, ma non è l'eliminazione della plastica, è un uso della plastica intelligente. Per esempio il fatto di non utilizzare una bottiglia una volta e buttarla via, ma riutilizzarla, quindi più che non uso si parla di riuso, è una cosa intelligente. Ecco, una cultura questa in realtà che insomma i cittadini cominciano un po' piano piano ad apprendere. Sì, beh, allora io dico la verità, i trevigiani hanno fatto, spesso ci spronano anche di più rispetto a quello che noi vorremmo, e soprattutto le nuove generazioni, questa è una cosa interessante, è uno sprone forte delle nuove generazioni. Io faccio sempre l'esempio, noi siamo partiti, che è uno dei motivi per cui ci ha premiato, con un piano di forestazione urbana. Teniamo conto che Treviso non ha tantissime aree di proprietà pubblica, no? Ma la cosa interessante è sempre, io ho anche il verde come delega, che una volta quando avevi un albero davanti a casa ti dicevano toglilo perché sporca. Adesso ti dicono mettimene due perché mi fa ombra, aria, mi rende la città più viva, porta salute, Ecco, è cambiato il paradigma del verde, no? Quindi da questo punto di vista io sono contentissimo, perché essendo assessore all'ambiente, però i cittadini sicuramente trevigiani lo recepiscono molto bene.
C'è da dire che Treviso, peraltro, parte da un podio, è il comune più riciclone d'Italia, ancora una volta, il comune capoluogo più riciclone d'Italia. Abbiamo preso il premio, il sindaco ha dato a ritirarlo a Roma l'altro giorno, quindi noi partiamo da un livello di differenziata che siamo praticamente al limite, non possiamo praticamente quasi più crescere, siamo quasi all'87%, tenendo conto che la media italiana probabilmente ha 30 punti in meno, cioè noi siamo nell'elite, ma tutta la provincia di Treviso, perché ha anche il comune sotto i 5.000 abitanti e il comune sotto i 15.000 abitanti nel podio nazionale, quindi noi siamo in una situazione privilegiata, però non è legato agli amministratori, certo gli amministratori possono mettere le regole, è legata ai trevigiani che hanno un amor proprio incredibile, spesso te lo dicono, ti dicono le bollette, perché le so anch'io tutto quello che ti dicono, però capiscono l'importanza di questo, Ecco, io vorrei tornare anche a parlare però del G20. Abbiamo visto ieri scene che probabilmente ci si aspettava anche, nel senso le manifestazioni di protesta da parte appunto di alcuni attivisti. Oggi fra l'altro c'è stata un'altra manifestazione, scarpette da bambino posizionate sul Ponte degli Scalzi a Venezia per spiegare che la G20 sta rovinando il futuro dei più giovani. È la nuova performance messa in scena dagli attivisti sul grande ponte in pietra bianca di fianco alla stazione di Venezia. Ogni scalino vicino alla balaustra è stato ricoperto con 3-4 paia di scarpette usate da bambino, calzature semplici, materiale sintetico e accanto pezzi di lenzuola con degli slogan del movimento ambientalista: la plastica che soffoca i mari, Venezia che affonda, l'economia che non rispetta le popolazioni e la natura, emergenza ecologica e climatica. Ovviamente questo ha destato curiosità, era ovvio, da parte dei turisti che si sono fermati sulle scalinate del ponte per fare delle foto. Io non so se possiamo con la regia far vedere le immagini invece di ieri, perché c'è stata una manifestazione dove insomma gli attivisti che dovevano stare fermi si sono spostati e quindi sono stati bloccati, lo vediamo, bloccati dalle forze dell'ordine, quindi c'è stato uno scontro anche violento. In questo caso oltretutto una persona è stata fermata dalla polizia, è stata arrestata, dovrà rispondere di resistenza e violenza pubblico ufficiale. Si tratta di un 35enne trevigiano. Assessore, che effetto fa vedere ancora queste scene in un importante appuntamento come quello del G20? Un po' era aspettato, Quattro deficienti, quattro deficienti che rovinano la città, peraltro potrebbero manifestare tranquillamente, peraltro io non ne capisco proprio il senso. In realtà, quando il G20 non poneva temi come la sostenibilità, lo stiamo vedendo adesso, in realtà le cose non sono andate meglio. Cioè l'inquinamento di molte delle nostre aree avveniva esattamente quando gli stati non si parlavano. Cioè Marghera non è nata quando c'era il G20, è nata molto prima, cioè certe scelte sono state fatte in assenza del G20. Il G20, anzi in questi anni, ha spesso toccato i temi della sostenibilità, è una parola che praticamente non si utilizzava. Quindi porre sui tavoli corretti le proprie istanze, che possiamo dire in qualche caso hanno anche un loro, ma con quel sistema là tu le rendi negative. Io faccio sempre un esempio, parliamo sempre di plastic free. Ma guardate che i nostri nonni usavano il vetro, cioè non è che c'era già una tradizione. Possiamo andare in un'altra direzione? Sì, lo stiamo facendo tutti, parliamoci chiaramente, ma non serve andare a manifestare cercando di aggredire i poliziotti, le forze dell'ordine, facendo queste cose qua. Peraltro io continuo a dirlo, qua purtroppo bisogna andare in politica, che c'è un focolaio di queste attività all'interno di certi posti. E io peraltro sono uno dei 3-4 a cui avevano messo una bomba sotto il K3, sempre collusa a un certo tipo di mondo. Io ero uno dei 4 e siamo andati a processo a vedere cosa succedeva, e casualmente era sempre legato a dei movimenti di questo tipo. Allora io mi faccio anche la domanda, ma a un certo punto dove vogliono andare queste persone? Perché io non riesco neanche a capirne lo scopo. Non riesco a capire veramente lo scopo, però peraltro vedere in un posto bellissimo come Venezia fare cose del genere, 4 deficienti, non so neanche come definire. Un appuntamento invece quello del G20 importantissimo, insomma, in una città come Venezia, ricordiamo. È un appuntamento fondamentale, perché è lì i paesi più industrializzati del mondo possono portare in maniera mediana delle soluzioni ai problemi globali. Cioè questo è una cosa fondamentale. Guardate, se non ci fosse il G20
Non si potrebbero anche porre dei limiti a certi paesi in via di sviluppo, magari come la Cina, che lasciandoli andare per gli affari loro, cioè sicuramente non darebbero le risposte che noi ci aspettiamo. Quindi il G20, come i protocolli di Parigi, i protocolli di Kyoto, portano esattamente in quella direzione. Chiaro, non sempre si ottiene tutto quello che si può ottenere, ma si ottiene molto, e si ottiene parlando anche tecnicamente, perché poi è vero, ma con molti di questi paesi noi siamo fornitori ma anche clienti. E il cliente non ha sempre ragione, però ogni tanto può porre delle basi, ed sono esattamente gli argomenti su cui si pone il G20. Però se non si hanno questi incontri per l'effetto globale, e secondo me il clima da questo punto di vista è stato messo al centro praticamente di tutti i G20 ormai, la sostenibilità, il clima, la difesa della natura, poi non si hanno le soluzioni, tutte le soluzioni, bene, ma negli anni '80 non è che le cose andavano tanto bene, Cioè, mio padre diceva saltare i fossi per lungo, ma non è vero, io sono un chimico, ve lo dico, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, ci sono stati delle annate, gli anni 70-80, in cui c'è stato in tutta Europa, ma in tutto il mondo, un deperimento complessivo. Stiamo ritornando a dei valori migliori, ci vorrà tempo, certo, ma il trend è quello. La qualità dell'aria, per esempio, è mediamente in netto miglioramento. Se chiede a qualcuno, non io e te Daniele, ma che andava a Milano negli anni 70, ti diceva che con la camicia bianca faceva 5 metri e tornava con la camicia nera, col collo nero. Non è così adesso, vuol dire che c'è stato un miglioramento, vuoi che le fabbriche sono state all'esterno, vuoi che tutti i sistemi di controllo, vuoi, ma siamo andati in una direzione contraria. Non è sempre dobbiamo ricordarci i bei tempi con i fiorellini e i prati, non era così, non era così. Io continuo a vedere, intanto stanno facendo vari interventi, lo ricordiamo, a Venezia, importante appuntamento, lo vedete, con la costituzione di questa fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Poi ci ricollegheremo ovviamente con Venezia per sentire anche il presidente Zaia, il sindaco Brugnaro e i due ministri, le loro parole, sentiremo che cosa diranno. Però parliamo un secondo di Covid, perché c'è il bollettino regionale e sono 125 i nuovi contagi Covid in Veneto scoperti nelle ultime 24 ore, per un numero totale di 426.413 infetti dall'inizio dell'epidemia. Si registra anche un nuovo decesso che porta il numero purtroppo complessivo delle vittime a 11.621, quindi risalgono i dati anche delle terapie intensive, 16 con 2 ricoveri in più rispetto a ieri, stabile invece 229 il numero dei malati Covid nelle normali aree mediche. Quanto alla campagna vaccinale, sono state 42.904 le dosi somministrate ieri in regione, per un totale di 4.618.482 dall'inizio delle inoculazioni, il 90% insomma di quelle ricevute. Queste sono le notizie del Covid. Risalgono i numeri, ne abbiamo parlato anche ieri, e lo aveva anche detto il direttore generale Benazzi, purtroppo ci sono stati casi anche di positivi sintomatici, quindi persone che hanno i sintomi, e che si tratta di giovanissimi, dai 16 ai 17, massimo 18 anni, quindi insomma persone che non si erano vaccinate, quindi l'appello era quello di vaccinatevi perché è importante. Oltretutto, a causa di alcune feste, l'abbiamo detto anche ieri nel corso del nostro telegiornale, ci sono stati dei focolai, 13 i ragazzi positivi, una quarantina, una cinquantina adesso sono in quarantena. Si sta oltretutto cercando anche altri contatti, perché ovviamente queste persone poi si sono spostate, e per cui questo è un altro dei problemi. Contagi che purtroppo, Assessore, non diciamo è ancora sotto controllo, ma contagi che stanno riaumentando, e siamo solo a luglio. Sì, c'era un po' da aspettarselo, perché chiaramente aprendo le località balneari, chiaramente la bolla che tu fai è molto meno chiusa, perché chiaramente se uno va adesso nelle località balneari fai difficoltà a rimanere distanziato dalle persone, da quando vai in bagno, da quando vai al chiosco, da quando vai, cioè è veramente difficile. E onestamente non li giustifico, e lo dico seriamente, non li giustifico, però vedo anche tanti ragazzi giovani che dopo un anno, anche socialmente, hanno difficoltà, cioè, a rimanere separati, perché sono stati, specialmente gli studenti, un anno a casa, cioè è una situazione molto difficile. Chiaro, non li giustifico, ma neppure li capisco, però lo si vede questa voglia anche di socializzare, perché noi siamo anche una società, cioè, il termine stesso dice che noi dobbiamo stare assieme, la nostra natura è quella di socializzare, facciamo difficoltà. Però in questo momento insomma l'attenzione, certo, deve essere assolutamente questo penso che noi alta. Lo diciamo continuamente, usate la mascherina,
state distanziati, se state al ristorante state seduti, non spostate i tavoli, perché poi le si vedono queste scelte, vediamo noi, non siamo esercenti, cioè andiamo anche noi nei bar, le vediamo e quindi è chiaro che sfuggono queste cose. Però ripeto, l'allerta è ancora importante, l'abbiamo visto, ripeto, le scene dell'ultima partita e tutti noi avevamo voglia di festeggiare, anche l'assessore voglia di festeggiare. È chiaro che dobbiamo continuare a mantenere l'allerta. E il fatto che succeda ai giovanissimi, credo che quello sia l'effetto. Continuiamo a vaccinarsi, anch'io mi sono vaccinato, tutti ci siamo vaccinati, peraltro chi ha avuto il Covid, come il sottoscritto, vi dice guardate ragazzi, adulti, state attenti perché poi sembra, ma quando ti succede ti può andare bene ma ti può andare anche male. Noi abbiamo avuto anche dei lutti, il papà dell'assessore Schiavò, ma tante persone sono stati male in 3 in giunta, cioè non è così semplice la cosa, ecco. Fra l'altro lo abbiamo visto adesso nel bollettino regionale, c'è anche un nuovo decesso dopo tanti giorni in cui non si registravano nuovi decessi, c'è un decesso con aumenti. Non so se... Intanto grazie, comincio con dei ringraziamenti assolutamente doverosi e voglio cominciare a ringraziare per primo proprio Marco Alvarà, che assieme, insomma, con una logica da cittadino, forse prima che da grande manager di SNAM, ha pensato, insomma, e accolto quello che era il disegno che la città stava costruendo, insomma. E poi voglio ringraziare il mio amico, più che ministro, il mio amico Renato Brunetta, per la forza che questo governo ci sta dando. È importante, ovviamente saluto e ringrazio anche il ministro Franco, però devo dire che Renato, che conosce la città da cittadino, è riuscito a costruire questo che stiamo raccontando oggi, è un grande esempio di collaborazione istituzionale. Ovviamente non posso che ossequiare, come faccio sempre, il Presidente Zaia, che mi ha dato sempre grande fiducia a Marghera, ha messo sempre uomini che hanno ascoltato il comune. Noi abbiamo lavorato assieme, veramente insieme anche alle grandi imprese che vanno ricordate. Qui c'è Philippe Donnet che ha appena fatto una dichiarazione importantissima, non vorrei fosse sfuggita, ci ha offerto un luogo simbolico, tra l'altro costosissimo immagino in termini di restauro, un luogo che per questa fondazione che è Piazza San Marco, e ancora una volta si denota la generosità di gruppi privati quando riescono a condividere insieme dei percorsi in questo caso di sostenibilità e di futuro per i giovani. Perché ancora una volta grazie Filippo, e poi ringrazio Confindustria per essere presente, perché coordina tutte le imprese, quelle che oggi ci sono e quelle che verranno, e senza le imprese noi non facciamo nessun cambiamento. Vorrei ricordare che, lo dico ringraziando anche della presenza tutte le istituzioni culturali della città, in primis la rettrice di Piello, ma insomma devo ricordare per forza Eni e Enel, con cui io lavoro costantemente. E c'è questa idea di ecologia, che è un'idea concreta, non è più un'idea filosofica, perché qualcuno vorrebbe mettersi il cartello del buono. Io insisto su questo concetto, nessuno vuole inquinare, chi lo fa è giusto che paghi duramente, insomma. Dobbiamo invece capire come, perché i buoni propositi dicono sono sempre tanti, poi però la realizzazione è sempre diversa. Qui c'è un disegno che finalmente si comincia a capire, generale della città, e sta venendo fuori cose che abbiamo già fatto, perché questa fondazione altro non fa, per fortuna con la partecipazione del governo, insisto, perché Venezia è Italia e siamo fortemente la capitale con grande orgoglio della nostra regione del Veneto. Non a caso la regione del Veneto crede in Venezia e si disvela quello che è il nostro disegno sulla sostenibilità fattiva. Dunque avete sentito le parole del sindaco di Venezia, Brugnaro, con ovviamente i ringraziamenti per questo importante progetto che stanno presentando. Ripetiamo ancora una volta che è la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Io vorrei però cambiare proprio leggermente discorso, perché ne stavamo parlando prima: Covid, aumento, contagi che stanno aumentando, oggi lo diciamo, insomma, lo ripetiamo, conta la rovescia, perché ci sono 2 importanti appuntamenti, però quello che insomma preoccupa maggiormente ovviamente per quanto riguarda assembramenti, feste, non lo diciamo, però aspettiamo a parlare di feste, ma è la finale ovviamente Italia-Inghilterra, e insomma l'appello l'appello che vogliamo per l'ennesima volta, insomma, lanciare è quello di fare comunque attenzione. La festa si può fare, ma insomma cerchiamo di tenere le mascherine se siamo in gruppo. Sì, cioè, guardate, lo capisco anch'io, lo capisco
perché chiaramente siamo tutti tifosi, quindi, però è un momento delicato, abbiamo sofferto tanto, non facciamo stupidaggini, questo è veramente un appello, lo dico col cuore, lo diciamo noi, il sindaco, ma chiunque, il governatore Zaia. Cerchiamo in questo momento di mettere da parte quello che è il cuore per la nazionale e qualsiasi cosa succeda farlo con testa, con la mascherina addosso, perché ci saranno tante persone attorno che non conosciamo, non sappiamo come stanno, se hanno dei problemi. Evitiamo gli assembramenti, mi raccomando, evitiamo gli assembramenti, cerchiamo di stare a casa solo con persone che conosciamo e che comunque di cui possiamo controllare la salute in un secondo tempo, però cerchiamo di evitare scene viste perché non è proprio il caso. Guardate, non scherziamo, perché se dopo a settembre riprecipitiamo in questo inferno, ognuno si prenderà personalmente un pezzettino della responsabilità di non aver seguito le regole. E poi insomma rinnoviamo l'appello a vaccinarsi, perché è l'unica strada che abbiamo per uscire. Questo da uno che si è vaccinato, io non riesco neppure a capire bene la ratio di non vaccinarsi, lo dico sinceramente, però ci siamo sempre vaccinati al vaiolo, non è che, tutti ci siamo vaccinati, anche quando non ce lo chiedevano peraltro, perché poi questa discussione sul vaccinarsi, una volta ti portavano lì, avevi 3 anni, 2 anni, ti vaccinavano, non c'era discussione, mamma, non c'era nulla, però vacciniamoci. E poi chi ha fatto il militare, peraltro lo dico proprio sinceramente, anche lì non c'è stata possibilità, sì, no, andavi là, vacciniamoci, perché la scienza è l'unica cosa che ci darà la possibilità di sconfiggere questo virus e qualunque altro virus. Ecco, fra l'altro, tornando a parlare invece del G20, volevo dare anche la notizia, ieri se vi ricordate era stato firmato un protocollo importante e oggi la segretaria al Tesoro che ha detto che parteciperà domani all'Eurogruppo, anche con incontri bilaterali con i ministri delle finanze per convincere i paesi ancora dubbiosi, fra questi in Europa l'Irlanda, l'Ungheria e l'Estonia, a sottoscrivere l'accordo siglato ieri dal G20 che riguarda la tassazione globale delle multinazionali. Quindi insomma una cosa importante. Noi stiamo guardando le immagini di dove si è svolto e si sta svolgendo, si sta chiudendo il G20, appuntamento, lo ricordiamo, importantissimo che si è svolto e che si sta svolgendo adesso, si sta chiudendo adesso a Venezia. Torniamo invece a parlare, importante insomma questo protocollo sulla tassazione delle multinazionali, tutti se lo aspettavano. Sì. Vedete, questo è contro esattamente quello che le scene abbiamo visto prima di protesta sconsiderata. Proprio al G20 stanno decidendo, quindi non si capisce neppure la ratio delle proteste, una tassazione contro quelle famose multinazionali che peraltro fanno il loro lavoro, non è che danno lavoro a tante persone, ed va esattamente nella direzione che questi famosi no global vogliono, quindi non si capisce la razza della protesta. Discutendo in maniera pacata si capisce la logica del fatto che non ci possono essere isole felici per chi certo si produce lavoro ma deve anche pagare tasse, quindi è questo il riassunto del G20, è un accordo. L'Irlanda la capisco, non faccio difficoltà a capire l'Ungheria con che razio, perché non credo che abbia molte basi di questa società, però probabilmente ci sono delle logiche, ma ripeto, discutendone ci si arriva a una ragione, magari ci si arriva per step, perché non è detto che la soluzione sia 0-100, magari ci sono dei diversi step, anche perché probabilmente le società stesse si erano tarate ad avere dei bilanci strutturati per delle tassazioni di un certo tipo e che non rischiamo di licenziare persone. Quindi, però, come si vede, la discussione ad un certo livello porta a soluzioni ad un certo livello. Ecco, noi poi adesso attendiamo l'intervento del presidente Luca Zaia, che dovrebbe esserci proprio fra qualche minuto, quindi poi daremo la linea ancora a Venezia per sentire quello che dirà il presidente Zaia proprio su Venezia, capitale mondiale della sosteribilità. Dove andrà a vedere la partita, Assessore? A casa. Tranquillo? A casa. No, devo essere concentrato perché c'è tutto un rito prima per capire la formazione. Se la spiega, allora, si spiega il rito? Beh, il rito è anche qualche birra, onestamente, o qualche prosecco, perché e poi devo iniziare a studiare, si vedono i giocatori che arrivano, i pullman, c'è tutta la fase preliminare in cui capisci, vedi l'arbitro, come non è il campo, c'è tutto, perché è amante del calcio è il rito importante, per poi capisci le facce, il palleggio dei giocatori in riscaldamento, c'è tutta... Allora, per scaramanzia non diremo, non succederà, le chiederò qual è la sua... No, allora, quando la vedo con degli amici è la posizione nel divano.
quando vediamo io sono juventino, non è mai andato tanto bene la posizione in questo divano, però ci sono le posizioni del divano cioè, che sono particolari rispetto alla partita, e chi si siede per primo, chi si alza per primo. Rimane tutto com'era nella partita in cui abbiamo vinto, quindi esatto, non si deve cambiare nulla. Infatti è una sconfitta di Champions, noi imputammo un amico che arrivò in ritardo e si sedette nel posto sbagliato. C'è proprio la leggenda di questo, quindi sarà congelato la situazione precedente. Com'è il clima a Treviso? Insomma, avete visto l'intervento delle prefetture, insomma, per evitare gli assembramenti, quindi sono stati vietati alcuni maxi schermi, insomma, quelli privati, per evitare, insomma, quello che abbiamo visto e l'abbiamo detto prima nella passata partita. Com'è il clima secondo lei a Treviso? Il sindaco su questo sarebbe molto più duro, io sono molto più accomodante. Per colpa di qualcuno hanno pagato molti, diciamocelo francamente, abbiamo visto delle scene, poi ci sono anche le telecamere di sicurezza a Treviso, quindi, cioè, per colpa di qualcuno, e qualcuno dovrebbe pensare cosa ha combinato, ha lasciato andare la situazione in un certo modo, le persone, peraltro perché siamo tutti adulti e vaccinati, come si suol dire, esatto. Siamo tutti adulti e quindi le persone sono lasciate andare, il combinato disposto delle due cose ha portato a questa situazione, però per colpa di pochi, quindi io lo dico, gli esercenti si comportano sempre benissimo a Treviso, hanno sempre seguito, magari brontolando, magari col mal di pancia, perché poi sono le loro attività, la loro vita e il lavoro di tante persone. Noi abbiamo fatto tantissimo con i plateatici, credo che abbiamo fatto il massimo che si poteva fare. Però per colpa di qualcuno è venuta questa situazione. Ci sarà un momento in cui a qualcuno verranno tirate le orecchie, perché il danno fatto, anche d'immagine, di immagine, sono viste scene, diciamo, che alle nostre latitudini, voglio dirla, non si vedevano, però qualcuno ne è responsabile e noi sappiamo che cioè, è stato brutto, sono state scene veramente brutte. Ecco, fra l'altro però qualcuno diceva il problema non è tanto il maxi schermo, però il problema è quello che potrebbe accadere dopo. Lo speriamo in certi versi, però insomma quello che potrebbe accadere dopo, che sarà ovviamente difficile da gestire. Avete organizzato qualcosa, insomma avete rafforzato i controlli? Beh sì, chiaramente noi siamo in una situazione in cui la polizia locale, però c'è da dire che il controllo del territorio non è in capo alla polizia locale, certo. Quindi io sono sicuro, sono bravissimi, la questura, i carabinieri, la guardia di finanza, cioè, la prefettura in generale avrà organizzato col comitato di sicurezza sicuramente un controllo. È chiaro che se le persone non fanno le cose con testa e decidono tutti gli 86.000 trevigiani o dai comuni limitrofi di riversarsi a Treviso, cioè, è anche difficile gestire la situazione, quindi io faccio un appello ai trevigiani. Ma in Piazza dei Signori non sono venuti solo trevigiani, sono venuti quelli da Paese, quelli da Preganziol, perché è chiaro, ma adesso non siamo dei bambini, sappiamo che la voglia di gioire del momento. Esatto, e anche un po' di ricominciare. Esatto, però non è il momento, guardate, abbiamo fatto tanto, tutti abbiamo fatto tanto, non è il momento di fare queste cose, non buttiamo via, perché poi a settembre, io non voglio fare l'uccello malaugurio, però vogliamo ritrovarci ancora in situazioni in cui dire no, adesso no. Anche il presidente Zaia ha fatto degli appelli chiari, l'ha detto chiaramente, ha tirato le orecchie anche a qualcuno, il prefetto secondo me giustamente ha tirato le orecchie a qualcuno, stiamo calmi. Si può festeggiare, ma insomma con intelligenza. Se ti fossi operato all'inguine per un'ernia, non ti metti a correre il giorno dopo, perché l'ernia esce ancora, quindi cerchiamo di usare degli esempi anche molto banali magari, ma che danno se hai appena preso l'influenza non esci a petto nudo bevendo una birra ghiacciata, perché poi se torni a letto, ecco, non devi chiedere come mai, cerchiamo anche di avere il buon senso. Secondo me i cittadini trevigiani hanno buon senso e diciamo la tirata di orecchi per tutti dell'altra volta, io spero che porti a questi risultati. Ecco, fra l'altro invece torniamo anche a parlare in attesa dell'intervento del presidente Zaia, che dovrebbe esserci fra qualche minuto, e di Treviso Sostenibilità e Ambiente. Ci sono iniziative adesso, oltre insomma quella importante del premio, di cui poi ne parleremo ancora, iniziative per quanto riguarda Treviso? Sì, io mentre sta per parlare il governatore Zaia, io volevo dire una cosa. Io nel 2016 mi sembra, quando il governatore fece la presentazione di Cortina, Milano-Cortina, io chiamo sempre Cortina-Milano in ordine alfabetico, però vabbè, per le Olimpiadi, fece un discorso in inglese in cui incentrava tutto sull'impatto sostenibile delle Olimpiadi a Cortina.
prima di Greta Thunberg, prima di tante cose. Ecco, è forse sfuggita quella cosa, ma questo dimostra che la nostra regione è sempre attenta, perché chiaramente calare le Olimpiadi in un posto come Cortina, e io lo prenderei da esempio quello, io mi sono ispirato a quel discorso, perché secondo me... Mi scusi, il Presidente Zaia. Grazie della parola. Eccolo qua. Buongiorno, un saluto a tutti i compagni di viaggio, alle istituzioni che sono con noi, grazie per l'ospitalità al Sindaco, un saluto al Ministro Brunetta e un particolare saluto ai giornalisti di questa conferenza stampa. Io sarò brevissimo. Allora, intanto c'è un retroscena. Questo progetto nasce con una telefonata di Marco Alverà, sottoscritto. E io ragiono in una maniera molto semplice: quando uno ha un'idea bisogna dargli il carburante per farla realizzare questa idea, e da subito abbiamo, come realtà promotrice, abbiamo colto l'intuizione di Marco, e gli deve essere riconosciuto, diciamo, il merito, e da qui nasce il progetto. E se ci pensate, la congiuntura astrale è unica. Noi siamo davanti a un Big Bang della storia. Pensate ai conflitti mondiali, il 68, Lehman Brothers nel 2008, l'11 settembre, Covid. Questo è un Big Bang della storia. Siamo in un contesto nel quale parliamo di sostenibilità, che non è altro, tradotta per la signora Maria, non è altro che l'ottenimento di un equilibrio perfetto tra l'utilizzo delle fonti energetiche e le emissioni inquinanti a tempo indeterminato. Vuol dire che tu utilizzi fonti energetiche e non inquini, quindi dovremmo sostituire le fonti non rinnovabili da quelle rinnovabili, quindi i combustibili fossili con quelli rinnovabili, e dovremmo fare in modo che le fonti rinnovabili siano superiori al consumo che noi facciamo, cioè il consumo, diciamo, necessario all'utilizzo che ne facciamo. Io penso che in questo Big Bang noi ci siamo, portiamo in dote, lo diceva anche prima il Sindaco, ma lo diceva anche l'efficiente dottor Pianon nella presentazione, portiamo in dote un palcoscenico internazionale. Venezia ha uno standing internazionale, quindi noi qui non siamo a risolvere un problema in casa solo per la nostra comunità, ma offriamo al mondo intero, questo lo dobbiamo dire, un modello che sarà replicabile. Peraltro approfittando di un contesto sociale e economico, perché fino a ieri o all'altro ieri si parlava di sostenibilità ambientale, oggi è sociale ed economica. Vorrei risottolineare che questo modello prevede investimenti per 4-5 miliardi, un PIL da 10-12 miliardi di euro, 20.000 posti di lavoro e 12.000 abitanti in più, in una città che comunque si spopola. Però questo resta un modello da replicare a livello internazionale. Quindi da un lato i finanziamenti del Recovery Plan, assolutamente sì, ma dall'altro anche questa investitura, o meglio questa candidatura che noi portiamo avanti per essere osservatorio internazionale. Io spero che tutte le istituzioni a livello internazionale guardino con attenzione a quello che andremo a fare. Per noi non è fuffa. Ci siamo messi pancia a terra su questa partita, siamo convinti che questa sia la vera via di uscita in vista del 2050, che è l'obiettivo reale, e per noi oggi significa lavorare. Io non aggiungo altro, non ho altro da aggiungere, vi dico che attendiamo con ansia i finanziamenti nazionali, quelli del piano, e speriamo che si possa veramente già da subito dare i primi risultati ai cittadini, perché i cittadini comunque si aspettano da subito di vedere qualche risultato. Grazie. Ministro Brunetta, il Presidente Zaia insomma, si è rivolto anche a lei chiedendole anche una risposta ovviamente su una parte di questo progetto che guarda con grande attenzione ai fondi del Next Generation EU. Grazie a tutti. Da figlio di Venezia, da ragazzo di Cannareggio, sono particolarmente onorato di essere qui oggi a parlare di futuro, della mia città, perché vedete, Venezia deve tornare ad essere città mondo, come la definiva Brodel.
città che rappresenta in un particolare momento della sua storia il mondo, non per il suo heritage, non solo per questo, ma perché, come è stato detto con uno slogan straordinariamente incisivo, la più antica città del futuro deve essere la più antica città del futuro. Vedete, nei molti secoli della sua storia, stavo contando, almeno 5 secoli della sua storia repubblicana, Venezia ha rappresentato una sintesi straordinaria di ambiente, economia, per i tempi democrazia, cultura, arte. E tutto perché? Perché usciva ad essere una città anche allora del futuro, capace di produrre tanto valore aggiunto da sostenere la sua artificialità. Venezia è sempre stata una città artificiale in un ambiente artificiale. Le lagune non esistono, non resistono a secoli e secoli e secoli, o diventano terra o diventano mare. La nostra è una laguna che dura da decine di secoli, grazie all'uomo, grazie alla sua intelligenza. E Venezia deve tornare ad essere città-mondo. E devo dire grazie ad Alverà, Marco Alverà, grazie a tutti questi signori che sono qui oggi in una sede istituzionale, Ca' Cornel della Regina, straordinaria. Vedete, secoli di storia repubblicana, secoli di successo dell'equilibrio culturale, tecnologico, economico, di potere, di potenza. Ma non vorrei neanche dimenticare il Novecento. Il Novecento in parte della decadenza economica e sociale, ma in parte soprattutto con l'evoluzione di Venezia nel suo entroterra, di un secolo mirabile. Il secolo, occorre dirlo, anche di Porto Marghera. Zinco, piombo, rame, alluminio, petrolchimica, cantieristica. Erano le chiavi di sviluppo del Novecento. L'uso dell'energia elettrica prodotta nelle valli, l'uso della portualità per le rinfuse, di quelle cose che abbiamo studiato a scuola, anodo, catodo, e la produzione dei metalli. Zinco, piombo, rame, alluminio, la petrolchimica, la cantieristica. Questa è stata Porto Marghera, faro dello sviluppo economico, sociale, industriale, sindacale, delle relazioni sindacali per tutto il Novecento. Una storia straordinaria, mirabile, ovviamente con tutti i suoi costi che adesso valutiamo e che adesso anche subiamo. Ma la storia è anche questa. La storia è anche questa. Per questo dico, oggi dobbiamo coniugare salvaguardia e rivitalizzazione, ma pensando al futuro, non pensando al passato. Venezia non è un museo, non è solo eredità, non può essere un museo, non può essere solo heritage. E vedrete quello che succederà nei prossimi giorni, ma non vi annuncio nulla. Deve essere salvaguardia, economia, sviluppo, futuro. Futuro. Futuro vuol dire transizione green, futuro vuol dire transizione digitale, futuro vuol dire inclusione sociale, futuro vuol dire giustizia sociale. Quando Venezia veniva colpita da una pestilenza e dimezzava la sua popolazione, la Repubblica andava in giro per il Mediterraneo a prendersi sangue nuovo per ripopolare la città, a parità di condizioni di cittadinanza, di democrazia. Questa è la storia di questa città, città-mondo per questo, non per il passato, ma sempre nella sua storia, per saper vivere il presente e per saper progettare il futuro. Questa è Venezia, è sempre stata Venezia. E oggi, vedete, fatemi fare una battuta pop. Oggi è il momento Italia.
Il momento Italia con 2 W, Wembley e Wimbledon, ma anche con una V, Venice, Venezia. Oggi non solo è il momento Italia, per tante ragioni, ma anche perché è il momento Venezia, perché quello che è stato fatto ieri, in questi giorni, a 1 miglio, 2 miglia marine da qui, all'Arsenale, all'Arsenale di Veneziani, segna un passaggio storico per la coesione, condivisione e la coesistenza a livello internazionale nel senso di maggiore giustizia per quanto riguarda il comportamento delle grandi multinazionali. Quindi momento Italia, momento Venezia. In questa fondazione, devo dire grazie a Marco Alverà e grazie anche a questi stimoli, chiamiamoli certamente industrialmente orientati, ma lo diceva prima il sindaco Brugnaro, nei fatti, non nei sogni. Il distributore di idrogeno, ecco, questa è la concretizzazione, sono i piedi per terra di questa città che ha sempre avuto. I progetti li abbiamo detti, sono stati elencati, almeno 7. Ultimo punto, green economy a misura umana. Tutto questo non avrebbe nessun significato se non volesse dire inclusione sociale, azioni contro lo spopolamento dei residenti. Perché Venezia sopravviva e torni ad essere città-mondo servono residenti veri, umani, sostenibili, gente in carne ed ossa, con i propri sogni, con le proprie passioni. Nel territorio della Repubblica di Venezia, leggo perché è una bellissima frase, acque e boschi erano gli elementi base del rapporto tra natura e uomo. Proprio l'acqua e il verde inteso come green economy possono essere 2 dei 4 assi di sviluppo del futuro di Venezia, insieme a digitale, arte e cultura, in un mix mirabile tra radici e futuro. Per questo fatemi dire momento Italia, momento Venezia. Venezia è la più antica città del futuro. Io ringrazio tutti voi, ringrazio la stampa, ringrazio i giornalisti, ringrazio Giovanna Pancheri che è voluta venire qui nonostante avesse un polso fuori uso. È un momento magico, forse ce ne stiamo rendendo tutti conto, un momento magico. Grazie a tutti voi e questo momento magico non era programmato, arriva il mio amico e per pochi mesi anche mio allievo, per un certo periodo il mio amico Daniele Franco, grande ministro dell'economia e delle finanze di questa straordinaria Italia, di questo straordinario governo. Prego, Ministro. Ok, allora intanto scusate il ritardo, questa conferenza sul clima che stiamo organizzando oggi in connessione con la riunione del G20 dei ministeri, dei ministri e dei governatori delle banche centrali è andata insomma, un po' più in lungo e quindi ho avuto un po' di ritardo, mi dispiace molto. No, io non ho niente di particolare da dire, se non forse 2 o 3 considerazioni. La prima questione del clima è una questione che ormai tutti riconoscono fondamentale. Se non facciamo niente avremo del riscaldamento globale, creerà delle situazioni molto critiche e quindi dobbiamo assolutamente cambiare il nostro modo di produrre, di consumare, di viaggiare, cambiare i nostri stili di vita per avere un impatto, ridurre le emissioni di gas. Vi sono stati vari impegni, adesso la Commissione europea, l'Unione europea propone di
arrivare a emissioni zero nel 2050 ed è un percorso complicatissimo che insomma imporrà grandi, come dicevo, cambiamenti nei nostri stili di vita. Percorso che prima cominciamo meglio è. Questo percorso è anche un'opportunità per il sistema produttivo, perché insomma, se cambiare gli stili di vita, di consumo, di produzione, di modi di viaggiare, insomma, imporrà grandi investimenti, e questo offre anche grandi opportunità alle nostre imprese. Insomma, il Veneto è una regione industriale e questo è un'opportunità per le aziende di tutta Italia, insomma, anche di questa regione. Nei lavori del G20 quest'anno, in cui l'Italia ha la presidenza, la questione del clima è una delle questioni fondamentali. Noi abbiamo spinto molto affinché fosse inserita fortemente nell'agenda dei lavori, accanto a questioni come quella della tassazione delle imprese multinazionali, di cui avete forse letto sui giornali, alla questione delle pandemie, la distribuzione di vaccini adesso, l'essere pronti per future pandemie. Però ecco, la questione del clima, superata in qualche momento, speriamo, la pandemia, resterà la questione fondamentale, e noi pensiamo che i lavori del G20 devono stare fortemente incentrati su questo. Ora, uno dei motivi per venire a Venezia, al di là del fatto che io sono veneto, e quando abbiamo cominciato a parlarne 1 anno e mezzo fa, su dove io facevo un'altra cosa, un altro mestiere, ma comunque parlando col mio predecessore gli ho detto alla conferenza principale vorrei che si facesse a Venezia, e devo dire Gualtieri poi insomma anche lui si è detto d'accordo. Quindi al di là di questa farla a Venezia perché insomma per me è un po' aria di casa, Venezia è una città che ha sempre avuto un equilibrio complicato con l'ambiente, con la laguna. Per Venezia, sappiamo tutti, ha deviato 3 fiumi insomma, per salvaguardare la laguna. Conosciamo il fenomeno dell'acqua alta, il Mose e così via. Quindi credo che Venezia sia, noi volevamo insomma, che fosse a Venezia questa conferenza del G20, anche perché ha una dimensione di sostenibilità che insomma è evidente, e credo che qualsiasi iniziativa come quella di cui oggi insomma state parlando, che viene avviata oggi, sia un'ottima cosa in generale, ma sia ancora meglio che questa iniziativa nasca in questa città, insomma, in questa splendida città, insomma. Grazie. Grazie a lei Ministro Franco, grazie anche al Ministro Brunetta che ha fatto un'introduzione perfetta al Ministro Franco, mi ha reso il compito facilissimo. E adesso se per voi non è un problema, se il Ministro può fermarsi 2 minuti con noi mentre c'è la firma proprio dell'atto costitutivo della Fondazione per Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Dovremmo essere pronti. Invito il Sindaco, il Presidente Zaia e il Ministro Brunetta ad apporre la firma al documento. Dunque, state vedendo, c'è la firma di questo importante progetto. Vediamo se riusciamo a tornare a Venezia per vedere la firma di questa fondazione. Lo ricordiamo, Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Avete sentito, hanno parlato il Ministro Franco, ha parlato anche il Ministro Brunetta ed ovviamente il Presidente Zaia. Vediamo adesso, torniamo a Venezia con questa importante firma. E dopodiché invito tutti a posizionarsi per una foto di gruppo anche con il Ministro Franco, per favore.
Grazie a tutti. Adesso ci sarà spazio per le domande dei colleghi, però aspettiamo di salutare il Ministro Franco. Dunque avete sentito e avete visto la firma importante di questo importantissimo appuntamento con insomma, la costituzione di questa Fondazione Venezia, Capitale Mondiale della Sanità. Ci sarà la conferenza stampa che seguiremo, insomma vedremo le domande anche dei giornalisti presenti a questo importante avvenimento, però insomma una domanda ancora ad Alessandro Manera, insomma questo importante avvenimento e questo importante protocollo, abbiamo sentito anche le parole del Ministro anche che diceva Venezia deve tornare ad essere una città del mondo. Sì, certo, allora Venezia è una città del mondo, deve tornare a risplendere e giustamente è stato fatto un paragone sul fatto che è stata depauperata dei suoi cittadini realmente, perché sicuramente è aumentato tantissimo il numero di turisti, però di residenti, specialmente nell'isola, non in tutto il comune, ma nell'isola particolarmente, pian piano sono andati a sciamare. Ecco, questo forse sicuramente è il fatto che la venezianità deve tornare a risplendere dei propri cittadini reali, che non sono residenze, sono persone che vivono tutto il giorno, vanno a fare la spesa, vanno a scuola, hanno dei bambini, insomma la vita normale di Venezia, che è anche particolare peraltro, molto romantica, perché non è semplice vivere a Venezia nel 2021, certo. Diciamocelo, perché non è molto semplice, e da questo punto di vista questo protocollo aiuterà sicuramente, perché saranno fatti degli investimenti strutturali, certo, per aiutare la residenzialità reale, che non è la residenzialità del fatto che uno abbia una casa a Venezia e ci va una volta, certo, al mese, ma ci vive, ci soffre, ci vede le partite di calcio, quindi certo, ecco, questo è sicuramente molto importante. Ecco, io non so se... dovrebbero tornare a vivere a Venezia. Viene chiesto al governo di intervenire anche sostanzialmente anche rispetto alle cose. Il governo c'è, c'è la presenza dei due importanti ministri, il ministro Brunetta e il ministro Franco, abbiamo dei compagni di viaggio che sono ovviamente di standing e di importanza non solo a livello nazionale, direi che ci sono tutte le componenti perché questo progetto possa decollare. Qual è l'arco temporale per la realizzazione di questo progetto? Tutto dipende dalle risorse, però è pur vero che si può iniziare da subito con gli interventi, quelli che comunque le diverse istituzioni hanno già programmato, e dopodiché ovviamente la regia da parte della fondazione che andiamo a costituire permetterà poi di intercettare i fondi del PNRR e quindi del Recovery Plan. Grazie. Buon lavoro. Sentito, fra poco sta iniziata una conferenza stampa. Un'ultima domanda prima di lasciarci, insomma Treviso intanto incrocia le dita per questo importante premio? Sì, incrociamo le dita, ma dovremmo andare in Finlandia a cercare di giocarci il podio. Noi siamo nel podio delle 5, giocarci il podio il primo almeno delle 3 non è semplice effettivamente, anche perché diciamolo francamente l'Italia non aveva una tradizione come struttura nell'andare a cercare di vincere questi premi in Europa. Noi vedevamo sempre l'Europa come arcigna, invece adesso che comincia anche a premiarci dobbiamo strutturarci per andare a cercare di mostrare le nostre bellezze. Non possiamo solo godere della nostra bellezza, ma dobbiamo anche cercare di esportarla e farla vedere, perché poi aiuta il turismo. Parliamo di turismo sostenibile, con Treviso che è tra le prime 5 città europee per sostenibilità. È chiaro che sarà una spinta forte da questo punto di vista, però dobbiamo renderlo palese, ecco questo. Quindi andremo lì con un dossier importante anche per la qualità dell'acqua che abbiamo, il piano fognature che abbiamo, quello che abbiamo realizzato nell'ultimo anno e mezzo, quello che realizzeremo nei prossimi anni, perché non dimentichiamoci che questo premio è per ciò che abbiamo realizzato nell'ultimo anno e mezzo. Il Covid ha starato un po' i tempi, infatti è un anno e mezzo, non è un anno, e le progettualità che abbiamo messo in campo. Il piano di forestazione è una cosa sicuramente importante, perché noi nella pianura padana abbiamo mediamente un coefficiente d'aria non molto buono, quindi cosa facciamo? Abbiamo fatto un piano caldaie per sostituire le caldaie e un piano di alberatura per assorbire la CO2.
stiamo spingendo forte verso le colonnine elettriche per le auto ibride. Abbiamo tantissime azioni da questo punto di vista, però è chiaro che dobbiamo andare là e giocarcela. Speriamo di non finire ai rigori, perché è un batticuore a cui non vorrei ancora andare. In entrambi i casi. Allora. Sì, no, basta, perché non ce la facciamo a resistere. Grazie davvero, grazie all'assessore per essere stato con noi, per aver anche seguito con noi questa importante cerimonia. Fra l'altro adesso andiamo di nuovo a Venezia, dove stanno intervistando penso il ministro, adesso io non lo vedo. Quindi andiamo a Venezia. Ci stiamo lavorando e nei prossimi giorni ci saranno grosse e positive novità per la città. Quali sarebbero? E non gliele dico naturalmente. Ma riguarda la legge speciale o riguarda... Non gliele dico naturalmente, riguarda Venezia, la sua vita, il suo futuro, la sua coesistenza economico, sociale, ambientale, riguarderà anche la legge speciale ovviamente, riguarderà le grandi navi, riguarderà l'agenzia per Venezia, riguarderà la strategia per il futuro. Strategia dove il governo può avere un ruolo? Centrale. Grazie. Grazie. Di un accordo storico, quello siglato, quello di cui hanno discusso il G20 all'Arsenale. Cosa gliene pare? Che opinione si è fatto da Ministro, ma anche soprattutto da economista sull'accordo che si è fatto? Da economista, da antico professore del Daniele Franco, straordinario Ministro dell'Economia e delle Finanze, non posso che parlarne bene. Venezia è diventata anche qui un luogo di una decisione epocale e quindi grazie al governo italiano, grazie al G20, grazie a Daniele Franco. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Sembra più uno storico che un economista. Dunque continuate a vedere, insomma, adesso i giornalisti si stanno avvicinando ovviamente al Presidente Zaia, si è avvicinato, avete sentito l'intervista, poi al Ministro Brunetta, domande ovviamente che riguardano questo importante, ripeto, avvenimento dove insomma è stata firmata, siglata, l'abbiamo visto in diretta, la costituzione della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, ed oggi durante il suo intervento il Ministro Brunetta ha detto: Venezia non è un museo, non è soltanto eredità, è un esempio di sostenibilità per la sintesi unica di storia, ambiente, economia e tecnologia che rappresenta e che la rende un modello per il resto del mondo. E poi ancora ha detto che ha parlato anche, ha detto anche che il Novecento in parte è stato decadenza e in parte un secolo mirabile anche per il porto di Marghera, erano le chiavi dello sviluppo del tempo. Oggi dobbiamo coniugare salvaguardia e rivitalizzazione, ma guardando al futuro. Queste insomma le parole del Ministro Brunetta. Adesso non so se riusciamo, ma vedo che il nostro Filippo Fois se è ancora in diretta con noi per aggiornarci un po' su questo importante avvenimento, se riusciamo magari a collegarci con lui ancora qualche istante, anche per insomma capire. Sappiamo che poi adesso a margine c'è anche il G20 che sta terminando, lo abbiamo detto, un G20 dove è stato firmato un protocollo importantissimo che sarà insomma una pietra miliare davvero per quanto riguarda la tassazione. L'abbiamo detto prima e abbiamo visto che i manifestanti oggi sono tornati a far sentire la propria voce in maniera molto pacifica. Abbiamo visto invece purtroppo ieri gli scontri, invece oggi hanno sistemato delle scarpe su un ponte di Venezia, un po' per dimostrare che c'è non c'è una salvaguardia proprio per quanto riguarda i giovani. Questo è quanto hanno detto i manifestanti. L'abbiamo detto anche prima che ieri è stata arrestata una persona, un manifestante a Venezia che è un 35enne di Treviso. Direi che è un po' tutto davvero per quanto riguarda
questa edizione questa edizione straordinaria. Non so se riusciamo a collegarci ancora con il nostro Filippo Fois, forse non riusciamo ancora a collegarci, quindi ecco, quindi niente, quindi a posto, insomma, il protocollo è stato siglato, l'avete visto, importantissimo questo atto che si è tenuto nella sede della prefettura a Venezia, a Ca' Corner, l'avete visto, presenti 2 ministri, il ministro Franco e il ministro Brunetta, oltre ovviamente al presidente Zaia che è intervenuto e al sindaco Brugnaro. A me non rimane che salutarvi, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo e a salutarvi, e ci vediamo questa sera 19:30 per il telegiornale di Treviso. Bentrovati al meteo. Bel tempo, ma la rovente massa d'aria dell'anticiclone africano inizierà a guadagnare nuovo terreno sul Mediterraneo centrale, sull'Italia, spingendo ancora più su i termometri. Vediamo la situazione. Sul Veneto la grafica di domenica 11 luglio ci mostra una situazione tranquilla. La giornata infatti trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, di un cielo sereno o al massimo velato. Qualche addensamento sui rilievi, ma senza conseguenze. Temperature in nuovo aumento, minime tra 17 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato al pomeriggio, però non si escludono degli acquazzoni sui rilievi. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qualche pioggia sui confini alpini, altrove bel tempo soleggiato. Temperature minime intorno ai 19-22 gradi, massime sui 32-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.